Ancora una pagina di medicina, parliamo adesso di cannabis medica, se ne è discusso ieri allo spazio Temenos di via Pirandello di Agrigento nel corso di un convegno organizzato dalla Rotary Club di Agrigento. Vediamo. La cannabis medica anche nelle farmacie, però ci sono ritardi e ostacoli burocratici da superare. Ma anzitutto l'approvvigionamento, l'ostacolo più importante perché le quote annuali che il Ministero stabilisce non le stabilisce in ragione delle reali spettanze e dei reali consumi, ma su dati che arrivano molto frammentari dagli ospedali. Quindi c'è l'impegno di creare una rete informativa che consenta al Ministero di stabilire ogni anno le quote di importazione correttamente. Tra l'altro, siccome il trend è in aumento dal 30-40% ogni anno, bisogna anche comprendere che bisogna aumentarle di questa cifra. Ci sono effetti benefici e contrastanti. Allora, gli effetti benefici sono dimostrati da tonnellate di letteratura scientifica ormai accreditata. Gli effetti contrastanti ci sono soltanto nella cannabis utilizzata per scopi ludici e ricreativi, ma non per la cannabis terapeutica. Nella medicina moderna quali sono gli effetti benefici che può portare la cannabis? Allora, intanto è un farmaco che in questo momento stiamo cercando di usare con le difficoltà che ci sono dal punto di vista legislativo, però la stiamo usando, ce la chiedono soprattutto i malati che hanno problemi neurologici, nei disordini neurologici come la sclerosi multipla oppure altre, il Parkinson o anche la fibromialgia. Queste sono in questo momento le patologie che stiamo trattando, però secondo me la cannabis è un'arma in più che abbiamo, noi vorremmo averla a disposizione in ospedale, speriamo di averla al più presto perché riteniamo che possa essere un'arma in più appunto. Quindi nel nostro paese ci sono da superare delle contraddizioni ancora, magari di carattere burocratico. E praticamente ogni regione ha una organizzazione a sé. Qui in Sicilia è stato fatto nel 2014 un decreto, però le nostre aziende ancora arrancano e quindi dobbiamo capire che cosa succede. Forse questo convegno serve proprio per sviluppare la tematica, che è una tematica che va trattata e va seguita, perché voglio dire, penso che con la cannabis potremmo risolvere una serie di altri problemi che riguardano il dolore benigno e non. Nessun effetto collaterale? Io ritengo di no, non ci sono effetti collaterali, si parla sempre di un effetto tetto che non esiste per gli oppiacei, quindi non credo che ci possano essere problemi in questo senso. L'uso della cannabis medica, c'è questa ampia diffusione, però c'è ancora più di qualche ostacolo da superare. Sì, l'ostacolo è fondamentalmente burocratico, non è più neanche politico, quindi si tratta soltanto di far quadrare i conti a chi alla fine mette i numeretti sui fogli di carta per ordinare il farmaco per l'anno prossimo, ma dal punto di vista politico abbiamo una buona normativa, dal punto di vista burocratico siamo bloccati dai singoli individui. Effetti benevoli, effetti contrastanti? Della cannabis? L'effetto sicuramente è sempre positivo, si dice che la cannabis non abbia effetti collaterali, io li chiamo effetti secondari. Questi effetti secondari sono degli effetti che si risolvono da soli, quindi non fanno mai male al paziente, non li posso chiamare collaterali, e sono degli effetti che se so usare portano del beneficio al paziente. Dico sempre che ridere non è un effetto collaterale, ecco.